Ciao a tutti e bentornati a 5 News, la videorubrica che ogni settimana vi racconta le 5 notizie più cliccate su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo la notizia dell'addio di Tiziano Spagnol, 48enne residente a Colbertaldo di Vidor, vittima di un tumore. Emergenza fuoco alla numero 4, legnaia in fiamme in via Schiratti a Pieve di Soligo. I vigili del fuoco fortunatamente sono riusciti a sventare l'incendio. La terza notizia più cliccata della settimana ci racconta del tamponamento a catena avvenuto in via Vittorio Veneto a Pieve di Soligo. Uno dei conducenti è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. I NAS lo multano, ma Gigetto accetta la sanzione. Alla numero 2 troviamo la singolare vicenda che ha visto protagonista lo storico ristorante del centro di Miane, multato per delle crepe formatesi sul muro, la cui riparazione era già in programma per la prossima estate. La notizia più cliccata della settimana ci parla di bullismo ed emergenza droga all'uscita da scuola. Un incontro con tutti i genitori alla scuola media Toniolo di Pieve di Soligo cercherà di fare chiarezza sul tema. 5 News finisce qui. Ringraziandovi per le oltre 350 visualizzazioni della scorsa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.